aperto l'anno giudiziario 2015 della giustizia amministrativa nella Regione Veneto. I veneti ricorrono sempre meno alla giustizia amministrativa e quanto è emerso a Venezia all'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale. Nel 2014 si è assistito ad un calo del 58% del contenzioso rispetto al 2013, un effetto, come ha spiegato nella sua relazione il presidente Bruno Amoroso, della crisi economica e dell'ancora elevato costo dei ricorsi. Diminuzione dei ricorsi anche per la Regione Veneto per quanto riguarda i temi urbanistici, ma si assiste ad un boom sul nuovo fronte, quello sanitario. Amoroso ha rimarcato come l'ormai carenza cronica d'organico renda sempre più difficile il lavoro del TAR, se non più non adeguato ai tempi. Per questo urge una nuova visione, l'assunzione attraverso concorso non è più sufficiente. Ci sono delle possibilità di far accedere agli organismi giudiziari personalità che provengano da altre carriere professionali. Si rimane in attesa, ancora spiegato, della riforma del settore che dovrà favorire la certezza del diritto e al contempo porre in essere misure dirette a garantire l'effettività della pronunzia giudiziaria che oggi resta spesso senza concreto esito a causa degli atteggiamenti ostruzionistici di talune amministrazioni. Per questo, continua, saranno necessari nuovi strumenti per le autoesecutività. Da qui un richiamo anche alla moralizzazione della pubblica amministrazione. Il problema della moralizzazione degli ambienti amministrativi è vivissimo e soprattutto tocca non tanto i vertici quanto le strutture intermedie. È lì che si annidano le maggiori difficoltà e gli ostruzionismi a tante pretese legittime degli operatori economici. Sul tema dei ricorsi trattati è stato sottolineato l'aumento delle richieste di giustizia sul fronte edilizio abitativo, ma anche il ritorno della questione quote latte e in particolare per Venezia la questione grandi navi.